È un progetto che parte da lontano, ancora dal 2017, con un intento specifico, quello di aiutare le persone in difficoltà attraverso un percorso di una rete virtuosa di aziende che hanno compreso la finalità sociale di questa iniziativa e hanno raccolto l'invito a mettersi in collaborazione con il Comune, i servizi sociali e attraverso anche il progetto appunto della Regione Friuli Venezia Giulia, che consentiva di fare un'attività, la definisco, di prevenzione ai disagi e alla difficoltà che le persone hanno. Il progetto nasce dall'intento di integrare gli obiettivi volti al benessere sociale tra pubblico e privato. Storicamente questo territorio non ha mai avuto grossi problemi sull'aspetto lavorativo, nel senso che ha una zona industriale molto sviluppata. Tuttavia nell'ultimo decennio, con la crisi industriale, si è sviluppato un fenomeno anomalo per noi. Sono arrivate persone che fino al giorno prima lavoravano e quindi si sono ritrovate di punto in bianco a dover accedere ai servizi ed era difficile per loro pensare di dover rigiocarsi, di dover reinventarsi sul fronte lavorativo. Da lì nasce l'idea di creare un servizio specifico che è il servizio Ponte di accompagnamento lavorativo, proprio per fare degli interventi personalizzati rispetto a queste persone che per 20 anni magari avevano lavorato in un'unica azienda e che non erano più in grado, non si trovavano più nel nuovo mondo del lavoro e non riuscivano a reinserirsi. Pertanto attraverso il servizio Ponte vengono proposti degli interventi sul fronte del potenziamento professionale, formativo, sul fronte dell'accompagnamento in sé stretto lavorativo e anche attraverso esperienze di tirocinio. Se da una parte era necessario cambiare la modalità di intervento nei confronti delle persone che si rivolgevano al servizio, era anche necessario creare una rete nel territorio diversa e una collaborazione, un'alleanza col territorio diversa. Da qui nasce l'idea di realizzare un albo delle aziende inclusive, con la finalità di valorizzare le aziende nelle attività imprenditoriali, che però avessero anche una sensibilità sul fronte sociale e quindi delle attività inclusive. Nella nostra attività con le persone, l'accompagnamento educativo in esperienze di avvicinamento al lavoro è sicuramente ciò che fa la differenza in termini di esito del progetto. Il tirocinio inclusivo, nello specifico, non è solo importante per la parte dell'implementazione delle competenze pratiche, il saper fare un mestiere, ma anche per l'acquisizione di competenze trasversali, cioè quell'insieme di atteggiamenti, mentalità e capacità relazionali che sono in grado di favorire un miglior approccio al lavoro. Gli operatori del servizio Ponte si avvalgono della relazione come primo e insostituibile strumento di lavoro. Creare infatti una relazione basata sulla comunicazione empatica attiva in cui ci si apre all'altro ci permette di elaborare un progetto sartoriale, quindi su misura, tenendo conto del bagaglio esperienziale pregresso della persona, delle sue competenze, ma anche e soprattutto dei vincoli all'occupabilità che ne derivano dalla sua storia e anche dal suo presente. Poniamo l'accento sullo sviluppo delle competenze trasversali, favorendo e promuovendo nella persona in tirocinio un atteggiamento proattivo, in modo tale che lei riesca durante tutta l'attività a fare delle scelte consapevoli e responsabili. Una delle dimensioni importanti è sicuramente il rapporto con le aziende. In questi anni abbiamo sviluppato molteplici interazioni sul territorio dell'Ivenza Cansiglio Cavallo, imprese profit e non profit, e anche su tutto il territorio provinciale. Anzitutto abbiamo un'azione di mappatura che vede appunto la possibilità di conoscere e raccogliere quelle che sono le realtà territoriali per poi passare ad un percorso di vera e propria conoscenza. Uno degli obiettivi sicuramente è quello di promuovere un percorso adeguato e sostenibile sia da parte dell'azienda e sicuramente proficuo per il tirocinante.
Monitoriamo e rafforziamo l'esperienza di tirocinio sia dalla parte appunto del tirocinante con colloqui in cui cerchiamo di dare un supporto alla persona in una situazione assolutamente per lei nuova e supportandolo anche e soprattutto nei momenti di criticità e di demotivazione. Parallelamente lavoriamo con l'azienda attraverso dei colloqui di verifica con il tutor dell'ente ospitante per portare alla luce delle strategie condivise per la risoluzione dei problemi. Tutto questo in un'ottica di processo progettuale in cui dapprima si raggiungono piccoli obiettivi come la riattivazione sociale o l'identificazione di una precisa identità professionale, per poi però guardare insieme verso quello che è il macro obiettivo, rendere la persona più spendibile all'interno della dinamica del mercato del lavoro nel nostro territorio. Questo approccio ha sicuramente una chiave meno assistenziale e più partecipativa, in cui mettiamo al centro del progetto la persona che è unica protagonista del proprio cambiamento educativo. I benefici di questo asse di lavoro hanno portato sicuramente al servizio sociale una maggiore comprensione di quello che è il mondo e il settore delle imprese profit e non profit, cercando di avvicinarci a quello che è un linguaggio comune, costituendo anche nuove modalità di sviluppo e di azione sull'asse dell'inclusione sociale e dell'accompagnamento al lavoro. Oltretutto la possibilità di avere un'osservazione mirata e accompagnata di un percorso di tirocinio spesso dà anche esito ad un inserimento vero e proprio, quindi un'assunzione, favorendo quindi quella che è un'osservazione, un'integrazione all'interno del contesto aziendale che viene mediata insomma attraverso questo accompagnamento. Infine abbiamo avuto modo di cogliere come anche l'interazione dell'azienda col servizio ponte e servizio sociale ha determinato un collegamento più agevole nei confronti di servizi per l'impresa, centri di orientamento regionale e centro per l'impiego, dando modo anche di portare dei risultati che non sempre sono legati all'asse del tirocinio. Dal 2018 gli accompagnamenti lavorativi sono molto cresciuti, il servizio ponte è passato da 80 accompagnamenti a circa 125 accompagnamenti fino al 2021. Proprio questo lavoro sartoriale che viene fatto porta anche ad un tasso di abbandono molto basso, parliamo del 4% delle persone che poi rinunciano a questo inserimento, e invece un tasso di reinserimento lavorativo soddisfacente, perché parliamo del 20% delle persone che comunque nell'arco di una presa in carico riescono poi a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Un progetto che guarda avanti, naturalmente si semina oggi per raccogliere non solo oggi ma anche domani. Lo ritengo importante perché guarda in una prospettiva diversa, che non è quella di risolvere un problema subito, ma risolverlo in un tempo ben più lungo. Io ringrazio naturalmente tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione e allo svolgimento di questa iniziativa. La Regione Friuli-Venezia Giulia ancora nell'ottobre del 2021 ha dato un riconoscimento di virtuosismo per l'impegno e la finalità di questa progettualità, e devo dire che l'azione, mi sia consentito di dire, preventiva rispetto a un tema sociale che è quello dell'inclusione è importante, in quanto anticipa una serie di potenziali problemi, e l'inserimento lavorativo sappiamo quanto è importante far sì che una persona si senta inclusa e realizzata con un lavoro, guarda in una direzione decisamente positiva. La nostra azienda si occupa di gastronomia con una selezione accurata di prodotti di elevata qualità, con una forte caratterizzazione regionale, quindi pugliese, sempre nell'ottica di mantenere però un prodotto finale per il nostro cliente di elevata qualità. Si parte dalle focacce per esempio, quindi la farcitura, la cottura, dopo può essere il giorno in cui faccio i pasticciotti, che sono dei dolci strabuoni, oppure come oggi possono essere le polpette, ma più o meno ci si regola, insomma, ci si organizza col lavoro, oggi si fa questo, domani quell'altro, e all'inizio ci sono state delle difficoltà,
chiaro, perché essendo nuovo nel settore, la rapidità e la performance non può essere sempre di livello, quindi è chiaro che all'inizio mi sono anche detto ma questo lavoro fa per me, insomma, perché poi è chiaro che ti fai queste domande, poi vedi che comunque bene o male riesci dopo, cercando di tenere duro, comunque avendo un po' costanza, essendo anche un po' cocciuto di quello che, perché bisogna anche essere cocciuti nella vita a un certo punto, si tiene botta e vedo che comunque il lavoro mi piace. Determinate cose vedo che riesco a fare proprio in automatico, prima ci mettevo dei tempi, adesso ce ne metto altri. C'è stata questa possibilità e ho detto ma sì, proviamoci, insomma, senza, come si dice all'inizio, senza pensare a cose troppo serie. È un'esperienza, viviamola come un'esperienza, vediamo come va a finire ed eccoci qua. Un'opportunità dal nostro punto di vista, da un punto di vista umano, la possibilità di aiutare chi possibilità magari ne ha meno, chi ne ha poche quantomeno, forse non ne ha nessuna in alcuni momenti. L'idea che possa capitare a chiunque, può capitare a chiunque di aver bisogno. E io personalmente da imprenditore non credo nell'assistenzialismo fine a se stesso, ognuno ha qualcosa da dare, noi gli aiutiamo a darlo nelle modalità diverse che le persone diverse riescono a offrire. Mi sento soddisfatto semplicemente quando ho il feedback dei colleghi positivo innanzitutto, poi quando qualche volta dei clienti, che ci sono alcuni clienti che sono fissi, mi fermo un attimo, ah buona questa cosa, sono soddisfazioni. A livello personale sicuramente ho acquisito consapevolezza, cioè ho acquisito delle capacità che prima non pensavo neanche di avere. Poi quando tu acquisisci delle competenze, comunque delle sicurezze, ti stimi anche un po' di più secondo me, perché dici cavoli, so fare questa cosa, quest'altra cosa qua, è figo, bello insomma, ti nobiliti un po' insomma. Io mi sentirei di consigliare questa esperienza a qualsiasi azienda che abbia i presupposti umani per comprendere, affrontare e superare inevitabili piccoli problemi, piccole difficoltà. E per questo penso che sia un'opportunità di crescita per tutti, anche per l'imprenditore, nel momento in cui ci si rende conto di essere stati utili per qualcuno, provare a fare qualcosa, provare a cambiare le cose. Iniziamo noi, uno per uno, facciamolo da subito. Tante persone che magari oggi come oggi sono senza lavoro, magari sono anche un po' delusi dalla vita, possono trovare in situazioni come queste anche delle occasioni, delle rivincite. Poi è chiaro che come ogni cosa devi metterci del tuo, devi essere costante, devi avere grinta e voglia di arrivare, perché comunque nessuno ti regala niente, però consiglierei sicuramente. LS è un'azienda sita in Roveredo in Piano, è un'azienda che ha 20 anni di storia e ci muoviamo nella commercializzazione di abbigliamento da lavoro. Ogni giorno c'è qualcosa di diverso, che potrebbe essere ricamare una bandiera, un logo, fare proprio le bandiere con il tessuto, stampare, tantissime cose. Stampare, cucire e ricamare sono le 3 cose principali. Col progetto Ponte ci hanno sottoposto una candidatura per un tirocinio. All'inizio, come ho detto a loro, è stata vista come un'opportunità nel poter risparmiare delle ore di manodopera. Quando abbiamo incominciato a lavorarci insieme, ho conosciuto i collaboratori del progetto Ponte e tutto, ho avuto la possibilità di apprezzarne diciamo, la passione con cui fanno il loro lavoro e anche la professionalità. E da qua è nata la voglia di metterci ognuno il nostro pezzettino nella parte sociale della nostra vita. Per cui abbiamo detto perché no, possiamo avere dei vantaggi e
ma anche cercare di fare qualcosa per qualcuno che in questo momento ha dei problemi o si trova in una situazione difficile. Abbiamo fatto il primo tirocinio, poi diciamo da 1 è passato a 2, da 2 a 3, ma anche delle assunzioni che sono diventate oggi delle dipendenze della nostra azienda. Le cose che ho acquisito sono ovviamente saper stare dietro la macchina da ricamo, perché non mi era assolutamente mai successo. Adesso riesco a essere più multitasking, a fare più cose contemporaneamente, anche se magari non sono ancora perfetta, ma ci vuole allenamento e tempo e pazienza. Venendo da tanti lavori a tempo determinato o stagionali o con contratto regionale che comunque aveva la scadenza fissa, e mi sono trovata in un posto dove sto bene e dove ho più sicurezza, sono più serena. La nostra attività, a mio vedere, si presta particolarmente perché non ha la necessità di professionalità particolari. Lo dimostra il fatto che diverse persone che si sono assecondate hanno incominciato con il piego e imbusto, poi sono passate magari a fare un lavoro un po' più elevato per poi passare anche a una macchina da ricamo. È chiaro che questo è un settore e abbiamo anche un comparto grafico invece dove servono sicuramente delle competenze, ma anche lì abbiamo trovato, come mi piace definirlo ormai perché lo pensiamo e così lo interpretiamo, un partner in grado di darci delle persone anche con quelle qualifiche. Per avere dei risultati su questo tipo di progetto bisogna sicuramente avere un'azienda che sia aperta mentalmente e che voglia fare la sua parte sociale, perché se l'azienda si aspetta di avere dei risultati dopo il secondo giorno che il tirocinante viene a lavorare, ha sbagliato qualcosa. A chi si trova nell'indecisione di fare o non fare questo progetto qua, di darsi questa occasione, direi di darsela perché ci si guadagna solo. Che vada bene, che vada male, il guadagno c'è sicuramente. Oggi io non ho un problema, ma domani non è detto che con tutte queste congiunture economiche potrei averlo e magari se faccio del bene oggi, domani qualcuno lo potrebbe fare per me. Avevo un po' di problemi che mio marito non lavora più e mi serve qualcuno che mi aiuta a trovare un lavoro. Allora ho bussato alla porta e veramente ho trovato un assistente molto gentile. Abbiamo parlato un po', mi ha detto che c'è un progetto ponte in cui possono aiutarti a trovare un lavoro. Allora mi ha aiutato lei a trovare questo posto qua. L'azienda agricola nasce con indirizzo florovivaistico. Col passare degli anni ha avuto una evoluzione ed è diventata ora un'azienda agricola biologica con indirizzo ortofrutticolo, trasformazione dei prodotti, c'è un agriturismo con 40 posti letto. Nel 2013 ha gemmato una cooperativa sociale che si chiama Cooperativa Sociale Lacero Rosso, che si occupa di manutenzione del verde e realizzazione di giardini e impianti di irrigazione.
Qui all'Acero Rosso io faccio tante mansioni. La prima mi occupo della vendita della verdura al mercato e anche qui nel punto vendita dell'Acero Rosso. Faccio anche raccolta verdura, curare la verdura, faccio anche pulizie camere. Mi occupo anche un pochino dell'ufficio. L'esperienza col servizio sociale del comune è una conseguenza di questo mio modo di agire sul sociale, che fa parte anche un po' di tutta la filosofia dell'azienda. Non dobbiamo dimenticare che è un'azienda biologica dove l'ambiente, la parola ambiente e la parola ecologia fa da padrone e anche il sociale fa da padrone. Perciò io, essendo un sicilese di nascita, mi è venuto normale, insomma, cercare di offrire delle opportunità a chi ne aveva bisogno. L'assunzione di Rauda è un esempio di tutto questo. È stata presentata dai servizi questa ragazza madre di famiglia con due bambini, tunisina, perciò con tutti i problemi che può avere una persona di un'altra musulmana, di un'altra religione. Io non ho studiato l'italiano purtroppo. Ho imparato dai miei figli quando vanno a scuola o dal TV, però piano piano con il tempo ho cominciato a parlare un po', mi aiutano anche i miei colleghi. Rauda si è dimostrata, e solo testandola con un primo percorso, siamo riusciti a capire questo, si è dimostrata molto elastica e soprattutto curiosa. Ho notato in lei questa voglia di imparare, di capire e di emancipare. Non si tirava indietro di fronte a nulla, anzi voleva veramente essere capace di affrontare le sfide, le cose che venivano richieste. E tuttora sta veramente dando un di più a questa azienda. C'è tante cose che mi piacciono perché il posto è bellissimo. Quando vengo qua voglio fare tutto. Questa esperienza mi ha portato anche tante cose positive a casa. Anche il rapporto tra me e i miei figli e mio marito è cambiato. Veramente adesso sono più tranquilla, più serena, veramente quando torno a casa felice che ho fatto un bel lavoro di là all'Acero Rosso e torno a casa veramente felice, quella mi dà una cosa in più a casa con le relazioni tra me, mio marito, i miei figli, tutto. Tutte le aziende possono partecipare a progetti tipo questo, chiaramente vanno fatti su misura, va cucito un vestito attorno alla figura che ha bisogno. Però sono sicuro che ogni datore di lavoro piacerebbe testare la persona prima di assumerla, perciò fare un percorso di 3-4 mesi assieme, accompagnati dai servizi, per vedere le potenzialità di questa persona. Consiglierei questa esperienza a tutte quelle che non hanno un lavoro, veramente questa è la prima esperienza, è andata a buon fine, una soddisfazione veramente bella e ringrazio tantissimo l'assistente sociale e soprattutto il mio tutor e ringrazio tantissimo l'Acero Rosso, tutto l'Acero Rosso e soprattutto il titolare Amor Varte. La nostra attività nasce nel 2013 in questo territorio e con gli anni è cresciuta perché comunque i clienti ci hanno riconosciuto come supermercato della zona e quindi adesso siamo un'ottantina di dipendenti e serviamo questo territorio dal 2013.
Abbiamo avuto la possibilità di conoscere una persona che lavora all'interno del servizio Ponte, ci ha presentato il progetto e lo abbiamo accolto subito perché comunque la possibilità di aiutare delle persone che magari hanno delle difficoltà nell'inserimento all'interno del mondo del lavoro per noi è una cosa importante, quindi insomma abbiamo sposato subito questo progetto. In principio io mi sono trovata in un periodo di difficoltà particolare e in cui avevo difficoltà a reinserirmi nel mondo del lavoro e così mi sono rivolta ai servizi sociali e ho conosciuto il servizio Ponte che in questo caso mi ha aiutato a trovare diciamo di nuovo una direzione. Ho iniziato con il mio tutor a fare una serie di colloqui, di formazione e poi appunto abbiamo iniziato con un percorso nella pratica. Così mi sono trovata qua, devo essere sincera, ho trovato subito un ambiente molto disponibile, sereno e veramente professionale. Qua mi occupo principalmente del settore extraalimentare e sono veramente contenta perché lo faccio veramente con entusiasmo, è un lavoro che mi piace e quindi sono proprio soddisfatta di questo percorso. Sostanzialmente le prime difficoltà sono quelle dell'inserimento della persona all'interno del punto vendita. Noi comunque l'abbiamo fatta sentire a suo agio con la divisa, perché noi comunque abbiamo dato la divisa anche a questa persona per farla sentire appunto all'interno della nostra azienda. Però insomma nell'arco di qualche settimana ha iniziato subito a instaurare un ottimo rapporto con i colleghi e piano piano questo percorso è andato avanti a tal punto che poi abbiamo anche deciso di assumerla all'interno del nostro organico a tutti gli effetti. Quando arrivo qua la mattina intanto si comincia a dare una sistemata nel reparto, nelle varie corsie del reparto extraalimentare. Sì, si mette un po' in ordine, si sistema, se c'è da fare tipo cambio prezzi, sistemare le etichette oppure se ci sono delle offerte si sistemano appunto le etichette. E poi si comincia a portare fuori la roba che c'è da esporre per la giornata. Con il progetto Ponte abbiamo avuto diversi vantaggi relativamente anche comunque alla collaborazione con il Centro per l'Impiego. Comunque poi la risorsa che noi abbiamo avuto all'interno del punto vendita e che poi abbiamo assunto tuttora comunque viene assolutamente seguita da Ponte, quindi non è stata abbandonata a se stessa, nonostante sia una nostra dipendente, ma Ponte comunque è sempre presente nei confronti di questa risorsa. Consiglierei questa esperienza? Assolutamente sì, e sinceramente l'ho anche già fatto. Perché ho un amico che in questo momento si trova in difficoltà e ho già proprio consigliato questa possibilità. Un'azienda sicuramente può approfittare di questi servizi che sono un grosso aiuto, perché comunque intanto aiutano anche a livello di conto economico, perché si parte con un progetto iniziale dove comunque il servizio Ponte dà a disposizione una risorsa che noi dobbiamo semplicemente inserire nel mondo del lavoro e quindi insomma sarebbe un peccato non approfittare di questa possibilità. Sfruttare appunto questo servizio e farsi dare una mano da professionisti sicuramente aiuta a migliorare anche il conto economico di un'azienda. Quello che mi rende soddisfatta è il fatto che torno a casa e mi sono sentita utile alla società. Ho fatto il mio lavoro e l'ho fatto nel miglior modo possibile per me, l'ho fatto con entusiasmo e questo mi rende veramente soddisfatta. Da quando questo lavoro ho più autostima, probabilmente mi sento anche un po' più sicura in me stessa. Naturalmente questo crea anche più serenità nella mia vita e avendo due bambini, il fatto stesso di avere la possibilità di provvedere meglio per loro rispetto a prima, questa cosa mi rende più soddisfatta e più serena.